La sezione Ligure del MASCI, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, ha festeggiato a Chiavari, nelle sale della società agricola, i 10 anni della locale comunità del Tigullio. Per l'occasione si è riunito il Consiglio regionale, in cui si è ricordato, tra tutto, l'impegno in progetti solidali legati al territorio, in particolare quello a sostegno degli sfollati del Ponte Morandi di Genova. In questo momento siamo attivati insieme ad Agesci in un magazzino localizzato a Certosa, quindi oltre la zona rossa nella Val Polcevera, dove collaboriamo con i funzionari del comune nella consegna di generi di necessità, indumenti piuttosto che attrezzature per la scuola per gli sfollati, ed è una bella iniziativa. L'impegno di tutte le comunità è sempre quello di aiutare chi si trova in difficoltà, come siamo andati ad aiutare ad Amatrice per le zone terremotate. Siamo riusciti a creare un grosso complesso, a raccogliere i fondi per un grosso complesso che è stato quello di Vena Grande, così almeno le comunità che sono più vicine al ponte si stanno attivando proprio per dare innanzitutto conforto, innanzitutto una presenza significativa a chi in questo momento è rimasto senza la casa e non sa neanche quando potrà ritornare a prendere anche gli effetti personali.